Andiamo alla diretta con coach Ninni Gebbia. Coach, com'è stata questa partita? Beh, una partita direi di playoff, una partita dura, di grande intensità, soprattutto difensiva. San Matteo ha disputato una gran partita nei primi tre quarti, creandoci non pochi problemi. Noi per fortuna siamo riusciti sempre a stare lì nel punteggio e pian piano poi nella parte finale dell'incontro abbiamo allungato e insomma abbiamo finito, diciamo tra virgolette, in tranquillità. Però questa, ripeto, è stata una partita difficile contro una signora squadra. Anche perché tante giudici caricati di falli, Amico e Ivani che sono uscite per 5 falli, hai dovuto anche tamponare questo punto di vista. Sì, a me non piace guardare un po' alle scuse e agli alibi perché non ci portano da nessuna parte. Noi dobbiamo trovare le soluzioni, io e le giocatrici dobbiamo trovare le soluzioni, allora possiamo crescere e possiamo migliorare. Piangersi addosso o pensare al quinto fallo che ci fischia l'arbitro ingiusto o altre situazioni non portano da nessuna parte. Altro sono diretto vinto nella corsa per i playoff, come dicevi tu, una partita quasi da playoff, potrebbe anche essere San Matteo che rincontrerete nella seconda fase. Ma guarda, nei playoff io credo che tutte le squadre prenderanno gara alla pelle, quindi poi è ovvio ci possono essere formazioni con le quali ti adatti meglio e formazioni che puoi soffrire di più, però se vuoi arrivare in fondo devi andare oltre. Giustamente, grazie mille coach. Noi ci fermiamo, Gaetano vieni qua, come sempre, anche Teleo Giuffrida se vuole passare, ci dispensa della presenza, passa. Grazie a tutti per averci seguito, una buona serata a tutti e alla prossima.